Buonasera telespettatori di TVA, benvenuti a questo approfondimento della nostra informazione. Oggi parleremo di comunicazione, di rete, di giovani e di società e lo faremo con un sociologo, docente universitario di comunicazione presso l'Università degli Studi di Messina, conosciutissimo, non ha bisogno di altre presentazioni, il professore Francesco Pira. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per questo invito, gratitissimo. Francesco Pira, lo sapete, ha all'attivo tantissimi, una serie veramente innumerevole di premi perché si è impegnato in un costante studio e ricerca di quelli che sono i fenomeni di evoluzione della nostra società, in particolare riferimento ai riflessi che l'utilizzo della rete sulla stessa ha determinato e quindi su quelle che sono le relazioni, sui mutamenti in campo generazionale. La rete ha in particolare attirato la sua attenzione e da profondo conoscitore io voglio iniziare chiedendogli la rete ha certamente tanti pregi perché l'immediatezza, la vastità della possibilità di interagire sono certamente dei grandi vantaggi, però di contro si presta a favorire una serie di deviazioni, quali le fake news, quali il cyberbullismo, il sexting, la violenza, la vetrinizzazione. Francesco Pira, di tutto questo lei ne ha fatto profondo studio. Ecco, la nostra società come è caratterizzata da queste cose e in che modo? Ma è una società ancora in fortissima trasformazione, non è una società che probabilmente riusciremo a comprendere gli effetti del web tra qualche anno, probabilmente gli studiosi che dopo di noi racconteranno questo pezzo di storia ci potranno dire effettivamente che cosa sta accadendo. Devo dire che anche la ricerca non riesce a stare al passo con l'evoluzione della comunicazione e delle tecnologie. Anche i libri che vengono pubblicati nell'ambito della comunicazione, della sociologia della comunicazione, dopo 2 anni già scadono come le mozzarelle. Anche gli articoli scientifici è difficilissimo riuscire a posizionare quello che sta accadendo perché poi l'evoluzione tecnologica supera qualunque tipo di discorso. E anche questo, anche l'evoluzione sociale, non dimentichiamoci che fino a qualche anno fa ci sembrava incredibile quello che vedevamo nella filmografia, da Spazio 1999, si può fare un elenco lunghissimo di film in cui c'era il teletrasporto, c'erano gli smartphone, e ci sembrava, c'erano i robot che comandavano pezzi della nostra vita e che risolvevano alcune cose al nostro posto, ci sembrava tutto strano, paradossale, l'intelligenza artificiale ci sembrava qualcosa di lontano nel tempo, invece oggi ci rendiamo conto che è cambiato completamente tutto, sono cambiate le comunicazioni, è cambiato il nostro modo di relazionarci e tutto avviene attraverso piccoli strumenti che sono diventati per noi compagni di vita, sono diventati dei pezzi del nostro corpo. E più le generazioni crescono, più questo si va ad amalgamare, c'è quasi una necessità totale delle nuove tecnologie da parte delle nuove generazioni. E poi ci sono, diciamo, siamo noi che siamo quelli dell'età di mezzo che insomma stiamo a guardare perché ci siamo ritrovati un po' tra l'analogico e il digitale, e poi ci sono quelli che dicono ah, non mi adatterò mai, però poi alla fine si rendono conto che ormai per fare qualunque cosa ci vogliono le tecnologie. È una società profondamente cambiata, però la sua domanda è molto intelligente perché la sua domanda va oltre, diciamo, il confine dell'apporto delle tecnologie in quelle che è la normale vita degli esseri umani. Le nuove tecnologie hanno portato sì ad una velocità di comunicazione, ma hanno portato anche ad una
differenza sostanziale tra quello che significa essere connessi e quello che significa avere una relazione. E questa è la grande svolta epocale. Noi pensiamo che essere connessi, che poter vedere dallo stato su WhatsApp di una persona, dall'ultima volta che si è collegata in rete, pensiamo di poter studiare la vita delle persone. In realtà ci rendiamo conto che abbiamo alimentato il guardonismo, ma abbiamo diminuito quello che invece era un'attività di relazione importantissima. È già veramente singolare il fatto che anche le relazioni amorose vengono e si sviluppano quasi tutte online. È difficilissimo che una relazione tra due persone, tra un uomo e una donna, tra due uomini, nascano e crescano incontrandosi in dei posti fisici e facendo appunto il tipo di percorso a cui noi eravamo abituati quando eravamo ragazzi. Oggi tutto avviene attraverso le tecnologie, è molto più veloce, è molto più selettivo. Qualche tempo fa una giornalista di Intimità mi ha intervistato e mi ha detto: ma secondo lei, professore, perché le coppie oggi nascono più facilmente attraverso le agenzie matrimoniali e non attraverso i luoghi che di solito... Ho detto perché è molto più semplice, perché io posso ordinare online, se voglio, un'anima gemella, bionda, con gli occhi azzurri, che parla due lingue, che ha un lavoro redditizio, e la trovo attraverso un'agenzia. E invece se devo andarla a cercare nella vita reale, devo iscrivermi magari alla scuola di tango, andare a frequentare associazioni per tentare di avviare una relazione, che invece attraverso la rete è molto più semplice. Quindi sono cambiati totalmente gli approcci, è cambiato il nostro modo di vivere, ed è anche aumentata, secondo me, ma su questo poi magari ci possiamo tornare, è aumentata la cattiveria. Basta vedere per esempio il gesto del Papa, no? Un Papa su cui pochissimi possono discutere, un Papa che ha aperto la Chiesa, che ha fatto delle cose incredibili, che ha messo in discussione il divorzio, che ha detto no alla pedofilia in un certo modo, un Papa su cui c'è veramente poco da discutere. Ebbene, questo Papa gli trattengono la mano e dà uno schiaffetto a una donna per dire liberami la mano, mentre non si capisce cosa stavano facendo quelli del servizio d'ordine. Si scatena il putiferio sul web, siamo perplessi, un Papa non fa queste cose, e nonostante le scuse arrivate poche ore dopo e trasmesse a livello mondiale, si continua a scaraventare. Rispetto a questa cosa, professore Pira, però ci stiamo abituando anche ad un altro vezzo, quello di scrivere e dire il peggio del peggio, perché poi alla fine spettacolarizzare in maniera eccessiva diventa un modo per acchiappare click, e questo è veramente un discorso molto deteriore. Ma io credo che in generale la società è diventata molto più cattiva, indipendentemente dalla rete. La rete ci dà delle praterie incredibili in cui noi possiamo sfogare tutte quelle che sono le nostre frustrazioni, le nostre, insomma, tutte le cose su cui noi siamo repressi. La rete ci permette di sfogarli, a volte in maniera anonima, a volte in maniera... non è cambiato molto, diciamo, è cambiato il gettito, la quantità, però insomma c'è sempre stata un po' questa forma di cattiveria. Prima c'erano le lettere anonime, c'era un limite prima, era un po' più professore circoscritto. Pira, che adesso però si travalica facilmente. Assolutamente sì, perché è passato un messaggio gravissimo, secondo me, che è il messaggio che uno vale uno, quindi che tutti siamo uguali, che tutti possiamo parlare di tutto, che tutti possiamo discernere su tutto. Se io il mio medico non mi convince perché mi dà una diagnosi che non capisco e una cura che non mi piace, vado su Google e dottor Google mi dà la risposta immediata. Se non mi piace, è un po', diciamo, un effetto TripAdvisor, no? Tutto quello che non ci piace noi lo scriviamo, però
omettiamo molto spesso di dire alcune cose. Anche secondo me questa cosa che lei diceva prima, pensiamo per esempio al fatto che i giornalisti vengono pagati all'estero sulla capacità che hanno di produrre like e quindi sulla capacità che hanno di aumentare il numero di connessioni e di visualizzazioni, al contrario del fatto che io posso essere pagato per la qualità, posso essere pagato per lo scoop, posso essere pagato perché comunque è una notizia prima di qualcun altro. E questo già ci fa capire che c'è una maggiore voglia di urlare la notizia, di renderla sempre più gridata, e questo la rete l'aiuta, perché poi la rete permette anche questo effetto, diciamo, che poi viene chiamata tecnicamente cascata informativa, dove tutti noi ci fidiamo del nostro giardino protetto, come lo chiamava Bauman, di questo giardino straordinario dove noi mettiamo dentro tutte le persone che ci spiegano che siamo bravi, che siamo belli, che siamo i migliori. E lì nasce un po' questa forma di autoprotezione, perché noi ci chiudiamo in questo nostro mondo dove ci arrivano le cascate informative che ci dicono le cose che noi vogliamo. E anche i motori di ricerca, sulla base, insomma, di algoritmi che lavorano su questo, non ci restituiscono quasi mai quello che noi vogliamo, ma ci restituiscono esattamente quello che ci piace. Quindi facciamoci caso, c'è un libro molto bello scritto da Elie Parisier, che è un esperto di comunicazione, che si intitola Il filtro, che ci fa capire come per esempio un motore di ricerca, se noi mettiamo sauna, immediatamente l'algoritmo ci permette poi di ricevere tutte le notizie sulla sauna su tutti i canali che noi apriamo. Quindi è l'algoritmo che riconosce le nostre passioni, le nostre pulsioni, e l'algoritmo poi ci restituisce quello che noi chiediamo, e ce lo restituisce nel modo in cui lo chiediamo. E anche l'informazione purtroppo sta diventando un'informazione spalmata con un effetto Netflix. Io ti do la notizia che ti piace, all'ora che la vuoi, nella modalità in cui la vuoi. Assolutamente sì. Professore Pira, io voglio ritornare su qualcosa di molto interessante tra le tantissime cose interessanti che lei ha detto, perché mi permette di riallacciarmi ad un altro aspetto della comunicazione in rete e degli effetti della comunicazione attraverso la rete, ovvero lei diceva è passato un messaggio secondo il quale siamo tutti uguali e comunque in virtù di questo tutti possiamo dire qualsiasi cosa in nome della libertà. Di fatto una lettura che a mio avviso per me è stata illuminante sul fenomeno è stato il libro di Alessandro Baricco con The Game, in cui Baricco parla di un sovvertimento delle vecchie elite attraverso questa libertà che poi restituisce in mano ad altre elite il potere. È così. L'altro giorno parlavamo, ho fatto un intervento su Società e Costituzione e pensavo ad un libro molto bello sulla democrazia scritto dall'ex ministro e l'ex ministro Cassese, che è stato anche un autorevole giurista italiano, costituzionalista. Questo libro per me è stato illuminante perché mi ha fatto capire che sostanzialmente ci sono tre elementi anche nella nostra società, che sono appunto Costituzione, legalità e democrazia, che devono fare i conti, e mi riallaccio esattamente a quello che lei diceva, al ragionamento della globalizzazione. Oggi noi ci continuiamo a chiedere: la Costituzione va bene così, non va bene così, è vecchia, è giovane, ha 72 anni, è rachitica, è troppo forte, è troppo... Eppure la cosa che giustamente Cassese dice: ma questa Costituzione rispetto alla globalizzazione è qualcosa che ancora funziona? Qual è il potere di uno Stato? No? Facciamo l'esempio delle fake news.
la Francia ha fatto una legge, la Germania ha fatto una legge, noi ci stiamo preparando a fare una legge per arginare il fenomeno fake news. Come facciamo ad arginarlo se è un fenomeno mondiale, se le fake news arrivano dalla Russia o dalla Cina? È difficilissimo, Certo. è difficilissimo. Certo. Quindi io credo che su questo dobbiamo pensare che alcuni concetti, che sono per esempio quelli legati alla legalità, no? Qual è il concetto di legalità? Il concetto dello Stato che garantisce la legalità nel momento in cui arrivano delle persone dal mare e io devo capire se accoglierle, non accoglierle, bloccarle, fermarle in un porto. Cioè, è tutto legato a un sovrastato che poi mi dice determinate cose. Quindi io come faccio per esempio a gestire il mercato dell'informazione quando posso avere dei gettiti di notizie false che mi arrivano da tutto il mondo e che assolutamente non controllo attraverso algoritmi che vengono costruiti da industrie della disinformazione. È molto difficile, ma è molto difficile anche per chi deve creare informazione di qualità. Io insegno teorie tecniche e linguaggio giornalistico e giornalismo digitale nella mia università e molto spesso dico agli studenti la cosa più difficile, la cosa veramente in assoluto più difficile è saper distinguere una notizia vera da una notizia falsa, perché prima c'erano delle fonti certe, c'erano dei riferimenti certi, oggi è difficilissimo, oggi chi fa il giornalista si trova di fronte a un campo minato e deve avere diciamo, una preparazione molto più solida di chi faceva il giornalista tanti anni fa, perché oggi devi conoscere perfettamente i meccanismi dell'informatica, devi conoscere perfettamente almeno 2 o 3 lingue, devi avere una capacità di interagire completamente diversa rispetto al passato. E poi c'è una parola chiave che è giusto che noi diciamo, che è la parola disintermediazione. La disintermediazione non avviene solo rispetto, diciamo, al giornalismo, ma avviene rispetto a tutte quelle che sono le nostre situazioni quotidiane. Fino a ieri c'erano dei filtri che ci dicevano cosa era giusto e cosa non era giusto, oggi il banco è completamente saltato e quindi nessuno di noi in maniera disintermediata pensa che è giusto quello che dice una persona che viene definita esperta di quel Ma settore. tra l'altro questa disintermediazione interviene anche sull'impresa, sul mercato del lavoro. La disintermediazione interviene su tutto, però il problema è sempre come noi acquisiamo la prima notizia e come noi riusciamo a fidarci o meno delle nuove fonti di informazione. E la rete è diventata una delle principali forme di informazione. Noi siamo cresciuti in una società dove mia nonna mi diceva guarda questa cosa l'ha detta il Gazzettino di Sicilia, oppure l'ha scritta il giornale di Sicilia o la Sicilia, e quella notizia era certa perché l'aveva detto il telegiornale, perché l'aveva detto la radio, e quindi c'era una fiducia e c'era una credibilità fortissima dei mezzi di informazione. Adesso qual è la credibilità e il ruolo dei mezzi di informazione in questo contesto che è molto sfuggente? Ma i mezzi di informazione si stanno interrogando i giornalisti, si dovrebbero interrogare molto anche gli editori, perché il vero problema è che tipo di informazione ci sarà fra 10-15 anni, se è vero che il 2020, il 2025, il 2020 già ci siamo arrivati, per cui mi sembra un po' tardi, ma il 2025 potrebbe essere una data vera della deadline della carta stampata e quindi del tutto che viaggia in rete. Bisognerà capire i grandi che gestiscono il web che cosa decideranno di fare. Se oggi buona parte dei giornali online vivono con il rilancio da parte dei social network. Se domani mattina Mark Zuckerberg si alza e dice chiudo i rubinetti a tutti i quotidiani, a tutti i giornali online, poi per un giornale online sarà difficile riuscire a recuperare visualizzazioni, a recuperare like, perché troverà pochissime autostrade che gli permetteranno di arrivare direttamente al lettore. Quindi che cosa accadrà? È molto difficile prevederlo, quando finirà la carta, quando l'informazione, a mio parere, potrà essere di 2 tipi: un'informazione di qualità a pagamento, che noi riceviamo sul nostro smartphone con degli abbonamenti, e un'informazione, diciamo, gratuita, dove però
tutto potrà essere, visto che è gratuito, anche non certo dal punto di vista della veridicità. Quindi è molto complesso il panorama e gli editori si stanno interrogando. Per esempio, in Italia non è stato possibile farlo, ma all'estero è possibile che io possa comprare l'abbonamento di tutte le pagine sportive di tutti i quotidiani, o di tutte le pagine culturali, o di tutte le pagine di cronaca nera. In Italia purtroppo è mancato questo accordo tra gli editori e quindi i giornali online giornali cartacei cercano di vendere l'edizione online, ognuno per conto proprio, e quindi sono ancora più deboli. Quindi c'è una riflessione seria che devono fare gli editori e c'è una riflessione seria che bisogna fare sul giornalismo, sull'approccio alla professione e su come questa professione si è completamente trasformata, perché sono cambiate le fonti. Nel corso di di queste ultime affermazioni c'è un altro spunto che mi suggerisce una domanda. Lei parlava della gratuità comunque di gran parte dell'informazione a fronte di una possibile informazione di qualità che potrebbe diventare a pagamento. Questo mi suggerisce anche il chiederle di fatto gran parte di tutto ciò di cui noi usufruiamo sulla rete è libero, è gratuito. Ma quanto ci costa questa gratuità? Secondo me in termini di privacy tantissimo. No, ma non è vero che è gratuito. Io ricordo nel 2004 quando nacque Facebook che c'era questa scritta bellissima che a noi italiani piaceva da morire, infatti ci siamo tutti catapultati a fare un profilo Facebook. Proprio nell'home page di Facebook c'era scritto è gratis e sarà sempre gratis, no? Quindi noi italiani insomma siamo quelli che andiamo ai convegni per mangiare gratis al buffet, siamo quelli che insomma quando c'è da imbucarci ci imbuchiamo. Anche l'ultimo film di Checco Zalone ha dato proprio un'immagine dell'Italia disegnata benissimo e abbiamo subito detto ah ma è gratis, è gratis, è gratis. In realtà tutti i social network, anche l'ultimo, quello di marca cinese, che noi adulti conosciamo poco, ma che i ragazzi, i nostri figli, conoscono benissimo, che si chiama TikTok, che è un social network incredibilmente diverso dai social network tradizionali. È un tipo di social network. Si differenzia? Ma allora, intanto si differenzia sul fatto che io possa accedere a questo social network non per esempio dando la mia mail, ma dando il mio numero di telefono. Quindi lei pensi al fatto che sono gli under 16 che frequentano TikTok e che quindi rivelano perfettamente il loro numero di telefono, che c'è una minore privacy perché tutti i profili sono pubblici, c'è una minore restrizione e soprattutto la cosa che io insomma nelle scuole sto predicando, soprattutto ai genitori quando li riesco ad incontrare, è quest'uso eccessivo su TikTok delle cosiddette challenge, che sono le sfide, cioè questi ragazzini che continuano a lanciare delle sfide folli che poi tutti seguono. Pensiamo per esempio ad una sfida incredibilmente folle che è stata lanciata che mettendo insieme un po' di candeggina e un po' di disinfettante e poggiando questo unguento bagnato da queste cose in un occhio si poteva cambiare il colore dell'iride, dell'occhio, e ci hanno creduto in tanti nel mondo e purtroppo questa cosa ha creato seri danni. Ecco, ora, su queste cose quando io dico ai genitori TikTok nemmeno sanno che cos'è, quando io vado nelle scuole lo dico ai professori, i professori non sanno che cos'è TikTok, se lo chiedo ai ragazzi di quinta elementare, di prima media, sanno esattamente che cos'è e come funziona, perché poi diciamo il meccanismo che li spinge a usare TikTok è la possibilità di fare dei video musicali che durano da 45 a 60 secondi dove ognuno insomma fa la sua scemata e la mette online. Ma la scuola è adeguata a entrare all'interno di questo sistema, a educare i giovani? È pronta la nostra attuale scuola? Ma io devo dire che girando tantissimo l'Italia, ho fatto anche degli interventi all'estero su questi temi, la nostra scuola è una scuola che ha la buona volontà di adeguarsi e di capire che cosa sta accadendo.
chiaro che la scuola ha i limiti che conosciamo, cioè ha i professori ex precari che sono entrati di ruolo da pochissimo, che stanno cercando di capire dove sono, e poi c'è quelli che non vedono l'ora di andare in pensione, che naturalmente non hanno nemmeno interesse a formarsi perché se ne stanno andando in pensione. Quindi sono due scuole in una scuola. Poi ci sono i dirigenti che hanno buona volontà e i dirigenti che tirano a campare, quindi cioè, tutta la scuola è lo specchio della nostra società, con un muro purtroppo che si è creato tra le famiglie e la scuola, perché le une parlano male dell'altra e non c'è collaborazione. E io credo che invece questo è il salto di qualità che bisogna fare, con tutte le difficoltà, perché poi quando noi parliamo di famiglie pensiamo a una famiglia tradizionale che non esiste più, perché oggi c'è papà 1, papà 2, mamma 1, mamma 2, ragazzi che hanno due famiglie parallele, ci sono delle situazioni diverse con una società completamente diversa rispetto a quella di 20 anni, 30 anni fa del Mulino Bianco. Al sociologo, che immagine fornisce questa società della quale parla? È una società che si è evoluta ed è una società che è cambiata. Cioè noi diciamo che siamo nati come sociologi per studiare la società e per studiare l'evoluzione della società. Il sociologo deve in qualche modo raccontare, narrare la società e deve trovare gli strumenti per farlo nel modo migliore. Non sempre è facile raccontare la società, perché la società è una società che può avere delle nuove condizioni che sono l'effetto per esempio della globalizzazione o della crisi economica, sicuramente sono legati a un cambiamento epocale della società. Quindi se noi parliamo delle scuole, oggi non vai a scuola e trovi il ragazzino di Agrigento e dei vari quartieri di Agrigento, ma tu trovi i ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo. Io entro nella mia aula all'università, ho studenti che vengono dal Vietnam, studenti che fanno percorsi Erasmus e vengono dalla Polonia, dall'Inghilterra, cioè è un modo diverso di pensare alla scuola, di pensare alla società, e allora bisogna capire come noi ci attrezziamo. Allora una delle cose importanti che secondo me bisognerebbe fare, ed è una delle cose che io sto cercando di proporre quando vado in audizione, se mi chiamano in audizione, se parlo con la politica, è quello di considerare che ci sono due aspetti importanti che la scuola a mio parere dovrebbe insegnare. Un aspetto è quello dell'educazione alle emozioni, perché tutto si riconduce a quello di cui stiamo parlando. Il secondo aspetto è quello dell'uso consapevole delle tecnologie, perché continuare a preoccuparci di quello che accade quando abbiamo il caso di cronaca è il modo peggiore per cercare di venire incontro ad una società che ci chiede aiuto. Perché quando la ragazzina che subisce sexting e le cui immagini finiscono in pasto a tutti, quando si suicida, poi noi ci preoccupiamo che la società non ha saputo dare una risposta adeguata. Noi dobbiamo pensarci prima e dobbiamo capire il perché queste cose avvengono. Una delle regole, diciamo, italiane è che quando non riusciamo a risolvere un problema facciamo una legge, no? Abbiamo fatto il codice rosso, lo stalking, il cyberbullismo. Purtroppo le leggi non servono a cambiare i processi culturali, non servono a cambiare il nostro modo di essere, no? Possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se non ci chiediamo perché è aumentata la violenza, perché è aumentata la cattiveria, perché non sappiamo gestire le emozioni, perché non sappiamo trasmettere ai ragazzini le emozioni e la forza anche delle emozioni, dei sentimenti, no? Io vedo che ci sono ragazzini a 13 anni che si fidanzano con la compagna di scuola e dopo un'ora dicono ti amo, no? Se io facciamo un sondaggio tra tutti i cinquantenni e chiediamo a quell'età se hanno mai detto ti amo e se anche dopo 5, 6 anni, 7 anni hanno detto ti amo, probabilmente diranno no, ma io l'ho detto a 20 anni, a 22, forse a 25, perché c'era anche un peso diverso che noi davamo ai sentimenti, no? Al valore dell'amicizia. Quando tu stringevi una mano a un amico, quando abbracciavi un amico, c'era una forza delle emozioni. Ben diversa dall'amico su Facebook, Che è no? diverso dall'amico, però oggi tutto è, capito? Perché io dico, io ho 5.000 amici su Facebook, perfetto. Che significa? Che significa? Che significa? Che sono popolare, cioè io sono un influencer
e quindi posso determinare qualcosa, significa che in quel momento posso cavalcare un'onda, ma non significa che ho dei rapporti. Tra l'altro la scuola degli antropologi ci insegna che noi in tutta la vita, da quando nasciamo a quando moriamo, possiamo avere 5 amici veri, quindi da 5 a 5.000 c'è un po' di stacco. Francesco Pira, siamo quasi addirittura d'arrivo rispetto al tempo che la redazione ci dà. Io volevo chiederle intanto qualche anticipazione, lei è sempre comunque vocato a nuovi studi, nuovi impegni in termini editoriali, ci può anticipare qualcosa? Ma intanto diciamo che qualcosa uscirà anche con una casa editrice importante regionale, insieme ad un caro amico che ha anche una vena comica, e faremo proprio una cosa molto buffa sulle fake news e speriamo di vederlo pronto per i primi mesi del 2020. E quindi questo nuovo anno vorremmo iniziare con questa cosa. Io poi sto lavorando a un progetto che è legato proprio a mettere insieme il frutto delle mie ricerche che ormai durano da diversi anni. Ho iniziato ad esaminare il rapporto tra adolescenti e bambini e televisione, poi sono passato ai videogiochi, poi ai cellulari e adesso agli smartphone. Voglio cercare di capire un po' questa nuova generazione che gli americani chiamano generazione app, perché c'è un'applicazione per tutto e anche noi adulti ormai abbiamo un'applicazione per tutto, abbiamo l'applicazione per vestirci, per mangiare, per capire che medicinali usare, ormai c'è un'applicazione per tutto, voglio Quasi capire, tutte gratuite, quasi tra tutte l'altro. gratuite e quasi tutte che comunque poi hanno un ritorno che da qualche parte c'è, perché come dicevamo prima, Facebook noi regaliamo tutto quello che abbiamo e poi ormai è diventata quindi io penso che bisogna lavorare moltissimo, il mio lavoro sarà molto orientato, diciamo, su fake news e nuove generazioni e nuove tecnologie, quindi sarà questo il mio obiettivo per questo anno quest'anno che è appena iniziato e per l'anno successivo. Però credo che qualcosa si stia muovendo anche a livello istituzionale, intanto per esempio sul cyberbullismo e sul bullismo ci sono delle audizioni in regione e probabilmente ci sarà una normativa regionale molto presto. Sulle fake news c'è la Commissione Cultura della Camera che sta lavorando e anche su quello ci saranno delle novità, quindi qualcosa a livello istituzionale si sta muovendo ed è giusto che insomma anche noi diamo il nostro contributo di studio e di ricerca. Io poi sto lavorando insieme ad un gruppo di colleghi europei per cercare di fare proprio una ricerca europea sul fenomeno fake news e spero che questa idea che ho lanciato a un convegno internazionale in Spagna possa trovare poi, diciamo, un'applicazione. Grazie Grazie a voi. Francesco Grazie Pira, a voi. complimenti per l'attività che è un'attività di studio ma che è uno studio particolarmente utile a tutti noi e alla nostra società in un momento di forte transizione in cui ne abbiamo veramente bisogno, quindi buon lavoro, buon Grazie. anno e Grazie per grazie questo ancora. spazio e per questa possibilità che mi avete dato di parlare di questi temi che a me sono molto cari. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.